Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tantissime le notizie dalla nostra regione, come sempre, tanta cronaca che ci arriva dalle nostre redazioni che sono già all'opera da questa mattina per preparare tutti i servizi sulle ultime novità da tutte le province del Veneto. Ma oggi è una giornata importante anche per l'economia della nostra regione. Iniziano i saldi, ci stiamo occupando anche di questo naturalmente perché ogni anno con quello che è successo negli ultimi tempi, che conosciamo bene, i saldi vengono visti come un punto di ripartenza. C'è questo ritmo sincopato, le vacanze, i saldi, i periodi importanti per alcuni settori e questo per il commercio. È davvero un momento molto importante, è un momento delicatissimo per la siccità. Abbiamo visto l'ondata di maltempo di ieri, poi abbiamo anche dei video e delle foto piuttosto impressionanti di quello che è accaduto in una fascia centrale del Veneto. Doveva portare un po' di refrigerio, un po' di acqua e ha portato invece grandine e danni come se non bastasse quello che sta facendo la siccità. Quindi tantissimi i temi, parleremo anche di Covid perché sembra stia rialzando la testa l'emergenza Covid con dei dati in salita rispetto al passato. Si parla sempre più spesso dell'obbligo di mascherine, della reintroduzione di obblighi sulle mascherine, quindi è davvero un momento molto particolare, molto importante e molto delicato questo dell'anno. Ma prima di andare a parlare con la nostra redazione padovana per un evento decisamente importante che si svolge questa mattina in provincia di Padova, andiamo a vedere la cronaca, andiamo nel Vicentino, esce con il cane, viene trovato morto in un canale. Nanto, il corpo di un uomo di 69 anni è stato recuperato nella notte nelle acque del canale Bisatto. A ritrovarlo i vigili del fuoco intervenuti dopo la segnalazione di un vicino di casa. Il 69enne infatti sarebbe uscito ieri sera per una passeggiata con il proprio cane, ma non avrebbe più fatto ritorno. L'animale invece è stato notato verso le 23 vagare solo nei pressi dell'abitazione, proprio dallo stesso vicino che poi ha lanciato l'allarme. Immediate sono scattate le ricerche partendo da via Roma, l'ultimo luogo dove l'uomo è stato notato. Una squadra di sommozzatori dei vigili del fuoco, dopo aver scandagliato le acque, ha infine ritrovato il corpo dello scomparso nel canale ad una decina di chilometri dall'ultimo avvistamento. Non sono ancora state chiarite le cause del decesso. Apparentemente sulla salma non sarebbero presenti tracce che potrebbero far pensare a violenze o un'aggressione. Probabile una causa naturale, un malore e la conseguente caduta in acqua. Ovviamente queste sono le prime informazioni di questa notizia. La nostra redazione vicentina si sta occupando di approfondire questo tema per capire che cosa è successo effettivamente. Passiamo da Vicenza a Venezia, in moto alle zattere. Vi ricorderete le immagini incredibili di questo motociclista quasi in centro a Venezia. È stato identificato e multato. Oltre ad un'enorme popolarità sui social network, il giro in Vespa lungo la fondamenta delle Zattere a Venezia è costato ad un 19enne olandese la bellezza di 600 euro di multa in base agli articoli del regolamento di polizia e sicurezza urbana che sanzionano le infrazioni con gli autoveicoli e gli atti contrari al decoro in relazione all'uso improprio delle aree monumentali, dei ponti e delle altre strutture viarie. I fatti si riferiscono a mercoledì scorso, quando il giovane ha percorso su due ruote la lunga fondamenta che si affaccia sul canale della Giudecca, tra gli sguardi stupiti dei passanti, entrando di diritto nel novero di imprese come l'automobile che attraversa il ponte di Calatrava o il tuffo con tavola da surf dal ponte degli Scalzi. Ripreso da numerose telecamere, il ragazzo che ha pernottato nella zona di Santo Stefano è stato infine identificato e multato e riceverà anche un daspo da Venezia. Allora, parliamo di strade, visto che stavamo parlando in questo ultimo servizio di qualcuno che ha trasformato le calli di Venezia in una strada, e andiamo a Curtarolo dove c'è Chiara Gaiani che con Christian Roque Allende ci aspetta per raccontarci un evento, possiamo dire, storico per quella parte della provincia di Padova. Buongiorno Chiara.
Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo nella parte del ponte che è rimasta ancora in piedi, l'altra è saltata in aria una ventina di minuti fa. Scusate, ma controlliamo, perché vedete questo camion per la pulizia, anzi è meglio che ci spostiamo perché altrimenti ci investe, come abbiamo rischiato di fare proprio pochi minuti fa. Quindi questo è il bello della diretta, stanno pulendo dai sassi altre microcariche che esplodono e noi ci spostiamo per permettere il lavoro agli addetti della ditta che sta eseguendo i lavori sul ponte di continuare le opere di pulizia. Come dicevo proprio poc'anzi, intorno a una decina di minuti prima di mezzogiorno, con una mezz'ora di ritardo sulla tabella di marcia, è stata fatta saltare in aria la parte vecchia del ponte sul Brenta. Ci troviamo nel comune di Cortarolo e ringrazio anche il collega Cristian Roque Allende per la collaborazione tecnica. Ecco, questo è quel che rimane, un botto, un'esplosione molto importante che vi assicuro insomma mi ha fatto anche leggermente tremare. Adesso sono in corso le operazioni di pulizia sulla sede stradale di tutti i ciotoli che sono saltati in aria. Pensate che alcuni dei ciotoli sono addirittura finiti sulle auto parcheggiate nella zona che doveva essere di sicurezza, frantumando anche qualche vetro di qualche auto. Tutta questa operazione, che è davvero molto imponente, è stata preceduta alle 11 precise dall'azionamento di 5 fischi di avviso e una decina di minuti dopo dall'esplosione di una microcarica che nessuno ha avvertito, che serviva proprio a tutela di tutti gli animali presenti in questa zona del Brenta, perché capissero che stava succedendo qualcosa di davvero molto importante e se ne dovevano andare. Abbiamo visto anche degli animali di affezione con alcuni residenti della zona che sono stati fatti evacuare impauriti per quanto è accaduto. Ci dobbiamo rispostare, come vedete, quindi stiamo proprio assistendo, perché ci siamo messi con il collega Cristian Roque Allende nel punto in cui riuscivamo meglio a darvi la sensazione di quello che era successo questa mattina. Tra l'altro, nelle immagini che vi faremo vedere nei servizi di questa sera, attraverso l'aiuto di un drone di Veneto Strade, vi faremo vedere anche il momento proprio dell'esplosione dal ponte. Ferdinando, lo dicevi tu prima, questo è un giorno storico per quest'area dell'Alta Padovana. Questo ponte, dopo l'uragano Vaia, aveva avuto dei grossi problemi di portata, una portata che era stata limitata alle 35 tonnellate. Noi ci stiamo spostando, il presidente del consorzio forse viene anche a richiamarci, il presidente del consorzio che sta eseguendo i lavori sul ponte. Dicevamo, grazie ai fondi dell'uragano Vaia, 3 milioni di euro, e grazie a un investimento importante di 1 milione di euro della provincia, sono partiti i lavori per la ricostruzione di questo ponte, un ponte che dovrebbe essere pronto entro la fine di ottobre. Adesso su questo tratto di strada molto trafficata siamo sulla Valsugana, che pensate in questa porzione di territorio, una strada provinciale davvero un'anomalia rispetto a quelle che sono le esigenze di una strada come questa, rispetto al traffico che questa strada vede passare ogni giorno. Ecco, da ottobre questa sarà una zona insomma che ritorna alla sua viabilità ordinaria, dove non ci saranno più limiti di portata per il transito e finalmente questo collegamento nord-sud di questa zona della provincia di Padova verrà ripristinato in pienezza e nella sua totalità. Ecco, non so se avete domande da studio, se no davvero ringrazio il collega Cristian Roque Allende per la collaborazione e vi faremo vedere tutto, anche le interviste che abbiamo raccolto nelle edizioni di questa sera dei telegiornali. Chiara, noi ti teniamo 30 secondi in più per capire, intanto grazie di questo collegamento, siamo tutti molto curiosi di vedere le immagini del botto, però volevamo capire questa ricostruzione, questo progetto porterà anche a ripensare la viabilità nord-sud della provincia di Padova, che si collega naturalmente con la Pedemontana e con la strada Pedemontana, quindi tutto un asse viario da rivedere, o intanto si fa questo poi si vedrà?
Allora, per il momento questo è il progetto. Sappiamo che sulla Valsugana ci sono vari interventi in corso, non solo sulla Valsugana, c'è un altro asse viario molto importante per questa zona della provincia. Parliamo della regionale 308 del Santo che va ripensato, sono entrambe due strade di collegamento alla Pedemontana arrivando dalla provincia di Padova. Ne abbiamo parlato proprio di queste cose con l'assessore alle infrastrutture che è anche vicepresidente della regione Elisa De Berti. Ci ha detto ecco stiamo cercando di capire che cosa realmente serve, quindi stanno facendo uno studio di fattibilità per quanto riguarda la 308, stanno premendo e ormai dovremmo esserci perché questo tratto di Valsugana torni a essere una strada statale che quindi ha diritto ai fondi per la manutenzione di una strada statale. Certo, questo resta comunque un nodo scoperto della viabilità regionale, soprattutto perché la Pedemontana va avanti e ci ha dato conferma proprio circa un'ora fa l'assessore De Berti, l'8 di luglio, quindi venerdì prossimo sarà aperto il casello di Spresiano di collegamento con l'A27. Quindi un'interessante notizia anche a livello regionale. Chiara, vi lasciamo andare perché vediamo che arrivano i camion. Noi ringraziamo Chiara Gaiani, Cristian Rocchiaiende per questo interessante collegamento. Ovviamente nota di servizio anche per i nostri colleghi. Se ci sono altre notizie da Curtarolo, se succede qualcosa, non esitate a richiamarci, andremo in diretta immediatamente per i nostri telespettatori. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo appena stati in diretta con Curtarolo dove è stato fatto esplodere, crollare il ponte vecchio, possiamo chiamarlo, sulla Brenta. Ne verrà costruito uno di nuovo, c'è un po' da ripensare però l'assetto viario nord-sud della provincia di Padova che si collega ovviamente con il Vicentino, con la zona della Marca Trevigiana o con la Pedemontana, se vogliamo chiamarla così, anche sotto il profilo viario. Quindi tutto un tema molto più ampio della stretta attualità del brillamento del ponte per parlare del territorio del Veneto di domani. Torniamo però alla cronaca, ci spostiamo nuovamente in provincia di Venezia dove è stata scoperta una discarica abusiva di 500 metri quadrati a Chioggia. A conclusione di un'indagine riservata durata alcuni mesi, il nucleo operativo di polizia ambientale della Guardia Costiera di Chioggia ha accertato un'attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, priva di qualsiasi autorizzazione. L'intera attività era svolta abusivamente da 2 persone. I militari hanno sequestrato un'area di circa 500 metri quadri, una vera e propria base logistica al cui interno venivano effettuate diverse lavorazioni direttamente a contatto con il suolo, senza alcuna precauzione per l'ambiente. Svariate tonnellate di rifiuti e i 2 mezzi che quotidianamente venivano utilizzati per l'attività della discarica sono stati sequestrati. Le 2 persone, incensurate, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Venezia. Ci spostiamo ora nell'Alta Padovana, fermato durante un controllo, i vigili bloccano un latitante. Il controllo di routine è scattato a Campo d'Arsego, dove gli agenti della polizia locale del campo Sampierese hanno fermato un furgone condotto da un cittadino romeno di 53 anni. Il nervosismo dell'uomo ha convinto i vigili ad approfondire i controlli e così è saltato fuori che, nonostante girasse indisturbato a piede libero, sul suo capo pendevano ben 2 ordini di carcerazione emessi dalla procura di Caltanissetta 6 anni fa per vari reati, tra i quali il furto su commissione di rame. L'uomo, che sul furgone viaggiava con vari attrezzi da scasso, è stato lasciato andare. I procedimenti non gli erano mai stati notificati prima dell'altra notte e gli agenti non hanno potuto trattenerlo. Adesso andiamo a Vicenza, è comunque cronaca anche questa, perché con l'estate torna un servizio molto importante per la città, ovvero chiamiamole le ronde, i controlli da parte della polizia locale in bicicletta.
Presentiamo un servizio di prossimità di polizia locale in bicicletta. Torniamo dopo tanti anni a istituire un servizio che permetterà ai vigili di girare in centro storico, nelle aree verdi del centro e nelle zone limitrofe, potendo avere un contatto diretto con i cittadini, con i residenti e con i commercianti. Quindi un punto di riferimento che permette attraverso le biciclette anche di intervenire dove serve con velocità. Con la fine dell'emergenza Covid tornano dunque in servizio le pattuglie degli agenti di polizia locale in bicicletta, un servizio analogo a quello dei colleghi della Polizia di Stato appena ripristinato, che fa dell'immediatezza del rapporto con i cittadini e della velocità di intervento nelle aree del centro il vero e proprio punto di forza. Ascolto e tempestività determinante, come quello di martedì, quando verso le 7:30, grazie alle testimonianze di un operatore ecologico, gli agenti di polizia locale hanno bloccato dopo qualche centinaio di metri il ladro di un cellulare sottratto ad una studentessa in via Roma. Un vero e proprio servizio di prossimità efficiente. Saranno a disposizione di tutti i turisti che frequentano la città in questo stupendo periodo estivo, dei commercianti, ma di tutte le persone che avessero bisogno anche di informazioni. Saranno anche dedicati a quei fenomeni di accattonaggio e di degrado che ogni tanto succedono qui in centro storico. Ecco, quanti saranno? Avete deciso come? Abbiamo una dozzina di volontari che faranno questo servizio la mattina e il pomeriggio, 2 agenti la mattina e 2 il pomeriggio. Qui Corso Palladio, tutto in ordine, ci dirigiamo verso Corso Fogazzaro. Gli agenti sono equipaggiati con mountain bike, l'ideale per pattugliare le aree verdi centrali come Campo Marzo e le vie del centro. Alle prime ore del mattino saranno di presidio fisso di fronte alla stazione ferroviaria. È un servizio speciale, ma richiede anche capacità speciali? Ma di requisiti particolari non necessitano evidentemente. Si tratta di operatori, di nuovi operatori che sono stati recentemente assunti, che vengono appunto avviati a questa tipologia di servizio che è sempre più cara ai cittadini. E questo è un servizio ovviamente di prossimità, di vicinanza del cittadino, con la quale noi cerchiamo di collaborare al massimo anche con gli esercizi pubblici, e con questo appunto cerchiamo di migliorare il servizio e di garantire più servizi a tutta la cittadinanza. Ora ci spostiamo a Padova, anzi in provincia di Padova, dove è stato ritrovato un bossolo davanti a un'abitazione. Si parla di intimidazioni, la vicenda è comunque ancora poco chiara. Il proiettile era davanti al cancello di casa. Alessandra Piras l'ha trovato martedì sera tornando dall'ospedale. Il cancello era leggermente incastrato e quando è scesa dall'auto per sistemarlo si è accorta del bossolo. Ho visto un pezzettino di legno. In realtà il bossolo l'avevano nascosto sotto al pezzetto di legno lungo la guida del cancello, e forse perché non rotolasse via. E quindi poi era tardi, l'indomani io l'ho preso, l'ho imbustato, l'indomani mattina sono andata a sporgere denuncia. Alessandra è titolare del centro ippico Il Criollo di Tribano, un'attività che fino al 2019 portava avanti con il marito Marco Girotto, deceduto improvvisamente a 71 anni nel giugno di quell'anno. Sicuramente sono scomoda perché quando è morto mio marito nel 2019 pensavano che io non proseguissi l'attività e invece sto proseguendo. Alessandra non ha dubbi, la sua attività dà fastidio a qualcuno e anche nei gruppi social ha subito qualche offesa. Forse perché da una parte è terreno agricolo, dall'altra è terreno edificabile, e la gente, qualcuno che magari può essere interessato chi dalla parte edificabile, chi alla parte agricola, si era fatto un po' i conti sbagliati, ecco. La Piras ha consegnato il proiettile ai carabinieri della stazione di Tribano che ora stanno conducendo le indagini. Ancora a Padova per una nota di servizio, una notizia importante comunque che ci è arrivato poco fa, è stato fissato per lunedì alle 10 nel Tempio del Sacro Cuore a Padova l'ultimo saluto a Simone Silvestri, il 17enne morto più di una settimana fa mentre viaggiava sulla moto con il papà dopo che la due ruote era stata stretta da un camion contro il guardrail. Ricorderete una vicenda che aveva scosso molto l'opinione pubblica padovana. Adesso rimaniamo in provincia di Padova, come dicevamo all'inizio del nostro telegiornale, un rapido impulso, una perturbazione passata ieri nel tardo pomeriggio sul Veneto, ha attraversato in modo anche abbastanza rapido il Veneto, doveva portare piogge, doveva portare un po' di fresco, invece ha portato grandine e ha fatto parecchi danni. Vediamo.
Una grandinata violenta con chicchi anche di 5 centimetri come questo, caduti su varie zone della città di Padova e lungo una fascia tra i comuni dal Bignasego fino a Teolo e poi in varie aree dell'Alta Padovana, soprattutto tra Grantorto, Piazzola sul Brenta, Gazzo Padovano. Erano le 16 quando si è abbattuto il temporale. La pioggia tanto attesa ha portato con sé la temutissima grandine e un forte vento che ha abbattuto alberi in vari quartieri del capoluogo in zona industriale, danneggiate dai chicchi di grandine diverse auto nei comuni di Selvazzano Dentro e Teolo. È già iniziata anche la conta di quanto è accaduto nei campi in un anno tra i più neri degli ultimi decenni. Alla siccità si è aggiunto il forte vento che ha spezzato le coltivazioni a pieno campo come il mais, la soia, la barbabietola e l'erba medica. Danni importanti per la tempesta anche nei vigneti dei colli euganei tra Teolo e alcune aree di Vo e Rovolon. Se in alcune zone la pioggia ha lasciato spazio a un breve refrigerio, in altre aree di acqua non è caduta neppure una goccia. La conta dei danni di cui parlava Chiara Gaiani in questo servizio è ancora in corso, se ne saprà di più nei prossimi giorni perché ci vuole comunque un po' per capire quali possono essere le ricadute di un'ondata di maltempo così veloce sul territorio, soprattutto a macchia di leopardo. Danni anche nel Vicentino, oltre 25 interventi ieri dei Vigili del Fuoco. La perturbazione annunciata nel Vicentino ieri sera ha colpito più intensamente l'area berica. Molte le segnalazioni di danni provocati da grandine e vento, oltre 25 complessivamente gli interventi dei Vigili del Fuoco di Vicenza. Si è trattato soprattutto di rimuovere alberi e liberare le aree dai rami caduti. In Riviera Berica il tetto di un edificio è stato parzialmente scoperchiato durante la notte, ma le squadre sono state per lo più impegnate in operazione di taglio e sgombero di tronchi e fronde in via Cengio, strada della Commenda e nei comuni di Arcugnano, Longare, Camisano Vicentino e Torre Belvicino. A confermare quanto appena detto dai nostri colleghi nei servizi che avete visto, arrivano anche i dati dell'ARPAV, dati ufficiali dell'Agenzia regionale per l'ambiente che ci mostrano gli estremi meteo, possiamo chiamarli così, nella giornata di ieri. Allora, intanto c'è da dire che comunque ha fatto molto caldo, ha fatto 36 gradi come massima regionale a Trecenta in provincia di Rovigo, poi magari fra un po' vediamo anche gli altri dati meteo dal Veneto. Temperatura minima 18 gradi, ovvero comunque molto alta. Vedete il vento è stato fortissimo con raffiche di 93 km all'ora a Grumolo delle Abbadesse, quindi questo impulso rapido che è transitato sulla parte centrale del Veneto ha portato raffiche fortissime e ha portato poca pioggia perché solo 22 mm e spiccioli, nemmeno 23 mm di pioggia come punta massima a Grumolo delle Abbadesse vuol dire che quello che è caduto era soprattutto grandine, di pioggia non ne ha fatta e quindi non è servito a nulla sotto il profilo della siccità. È da qualche anno ormai che parliamo di come sta cambiando il clima, lo vediamo anche ogni settimana noi qui al Focus con gli esperti dell'ARPAV che ci raccontano che cosa sta succedendo nella nostra regione, lunghi periodi di siccità intervallati da fortissimi piovaschi o addirittura da eventi estremi come quello di ieri che però non servono a nulla per le falde, per il livello dei fiumi, per tutto quello che vediamo con la siccità. Adesso facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta in onda anche oggi per informarvi di quello che succede in Veneto. Fra pochi giorni succede che arriva la Dunata Triveneta degli Alpini, tanto atteso raduno del terzo raggruppamento perché doveva svolgersi originariamente nel 2020 ad Asiago in occasione dei 100 anni della prima adunata degli Alpini in Ortigara. Quello che è successo, che conosciamo bene, ha scombinato tutti i piani, è saltata anche nel 2021, quest'anno si farà, noi ovviamente ci saremo per raccontarvi gli eventi di questa 3 giorni che comincia venerdì, ma già da domani anticiperemo un po' quello che sta succedendo con una serie di pillole durante la nostra programmazione, pillole che parlano degli alpini, del territorio, dall'Ortigara al Sacrario dell'Aiten,
alla Dunata stessa, insomma tante piccoli break di informazione sugli alpini per chi ha voglia di saperne un po' di più, però vediamo il programma completo intanto. Manca una settimana all'inizio delle celebrazioni della Dunata Triveneta degli Alpini, che porterà ad Asiago decine di migliaia di penne nere, amici e simpatizzanti per un evento atteso da 2 anni in altopiano. Il raduno si sarebbe dovuto svolgere infatti nel 2020, a 100 anni dalla prima Dunata degli Alpini in Ortigara, ma quello che è accaduto negli ultimi tempi in Veneto e nel mondo ha cambiato decisamente le carte in tavola. Ora però non ci sono più ostacoli e Asiago si prepara ad accogliere gli alpini. Il programma prevede venerdì 8 luglio alle 14 l'inaugurazione della nuova ala del Museo della Grande Guerra a Canove di Roana, seguita dagli onori all'Abaro Nazionale e al gonfalone della città di Asiago, dall'alzabandiera in Piazza Carli e dalla sfilata verso il sacrario del Leiten, dove verrà officiata una messa solenne dal cardinale Pietro Parolini. Spazio poi all'inaugurazione della cittadella alpina e nel pomeriggio sarà presentato un libro di racconti e immagini della Grande Guerra in altopiano. Sabato la giornata inizia all'alba con la partenza delle autorità e dei vessilli per il Monte Ortigara. Sulla cima della montagna, diventata simbolo della dedizione degli alpini, ci sarà la celebrazione solenne alla colonna Mozza, dove spicca il monito di chi ha vissuto gli orrori della Prima Guerra Mondiale, per non dimenticare. Sabato sera spazio ai cori e alle fanfare alla grande festa nei paesi dell'altopiano. Domenica finalmente il giorno dello sfilamento nelle vie di Asiago delle migliaia di penne nere che parteciperanno alla Triveneta. Si parte alle 9:30 con l'ammassamento e si chiude con il passaggio della stecca fra la sezione Monte Ortigara e quella di Belluno, che ospiterà la prossima Dunata del terzo raggruppamento. Tantissimi alpini saliranno in altopiano assieme a famiglie e amici e tanti saranno quelli che vorranno respirare l'aria della Dunata nella magnifica cornice delle terre alte vicentine. Chi è a casa potrà seguire gli eventi della 3 giorni su Rete Veneta con una lunga serie di dirette, edizioni straordinarie e produzioni dedicate esclusivamente a questo importante appuntamento. Ancora una volta con gli alpini, sempre con voi. Quindi da venerdì edizioni straordinarie, finestre all'interno anche dei nostri telegiornali per raccontarvi al meglio questo importantissimo evento per il quale c'è una grandissima aspettativa in tutto l'altopiano, sotto tutti i profili naturalmente, anche non solo quello emotivo, storico, culturale della tradizione, ma anche quello economico, perché ovviamente l'arrivo di migliaia di persone, addirittura c'è chi parla di 40-70 mila persone nella giornata di domenica, per la quale noi saremo in diretta con un'edizione straordinaria fin dal mattino per mostrarvi tutto lo sfilamento, ovviamente porta indotto sul territorio, un territorio che ha davvero bisogno di ripartire. Tutto il Veneto guarda però con grande attenzione all'inizio dei saldi, si aprono i saldi, vediamo come sta andando. Che cosa compra con i saldi? Allora devo comprare roba per la casa, tovaglie, asciugamani, tappeti, bicchieri, piatti, poi devo prendere dei vestiti, dei costumi da bagno se li trovo e forse un paio di sandali. Fa sicuramente parte di quel 44% dei cittadini padovani, dato diffuso dall'osservatorio di Confesercenti, che in questo periodo faranno acquisti con i saldi. La signora che abbiamo incrociato che si è dato un budget già in linea con quei 150 euro medi previsti a persona. Possono essere 100 euro come 200 a seconda di quello che trovo, perché non vado mai con un'idea precisa. Vado, vedo se c'è qualcosa che mi interessa, che vale la pena, lo acquisto e soprattutto sto girando da una settimana per controllare i prezzi, soprattutto di capi di abbigliamento. Consumatore attento questa cittadina che cerca la vera convenienza. I primi sconti non arriveranno al 50%, spiegano i commercianti, con almeno 3 padovani su 10 che continueranno a scegliere il negozio tradizionale. C'è chi farà acquisti, chi è ancora indeciso. Può darsi che prenda qualcosa. Sì. Li sta aspettando? No, non credo. Ha già comprato tutto quello che le serviva? Esatto, sono a posto. O è perché ci sono già tante promozioni prima dei saldi? Ma in realtà non saprei, non acquisto più online.
All'e-commerce, dati di Confesercenti, si rivolgerà circa il 15% di chi farà acquisti in saldo. Il vero protagonista resta l'abbigliamento, anche se qualche cittadino pensa proprio di non partecipare, o almeno non a Padova. Niente? No. Come mai? No, perché ho già tutto, è inutile continuare a spendere, cioè non vale la pena. No, perché sono sempre soldi spesi. Credo di no, perché non siamo dalla zona, per cui siamo turisti e i saldi ci riserviamo a casa nostra. C'è chi vorrebbe che i saldi arrivassero anche nei distributori di benzina, visti gli aumenti degli ultimi giorni. Contrastare il drammatico rialzo dei costi energetici è l'emergenza immediata che il governo sta cercando di controllare. L'ultimo decreto bollette varato da Draghi sono lo stanziamento di altri 3 miliardi di euro per evitare un disastro, afferma il Premier. Sì, però bisogna avere sempre un ISEE molto basso e quindi non ci sono solo quelle famiglie, ci sono anche le famiglie medie e direi che quello è un problema, insomma, perché tra tassi di interesse che aumentano con i mutui e tutto il resto, le famiglie sono in difficoltà. Secondo i dati Istat di oggi, in un anno il rincaro del gas è del 63%, mentre per l'energia elettrica è di oltre l'81%, e l'inflazione galoppa all'8%. Inoltre il taglio delle accise dei carburanti prorogato al 2 agosto non sta portando gli effetti sperati. Nonostante i tagli delle accise di 30 centesimi, i prezzi dei carburanti stentano a scendere sotto la soglia dei 2 euro al litro. È ancora sopra i 2 euro, sì. Non scende, sempre peggio. Io prima sono passato davanti a un altro Agip e se non sbaglio l'aveva vista a 40 centesimi in meno rispetto a qua, era a 2,40 euro e che siamo ancora senza le accise. Secondo me devono bloccarle per un bel po' di tempo, Dovrebbe togliere delle accise. E ce n'è tante, parliamo addirittura della prima guerra mondiale. Quindi. Qualcuno dice però che anche pur togliendole vede che invece la speculazione ho sentito qualche intervista per dire questa è una speculazione, perché diceva un ministro che il petrolio che consumiamo adesso lo abbiamo comprato l'anno scorso. Il problema ci dicono che per raffinare petrolio greggio, trasformarlo in benzina e gasolio, usano molta corrente e molto gas metano. Perciò siamo al punto a capo. No? Il prezzo del barile costa meno di una volta, però siamo a 2 euro. Quindi cosa vuol dire? Secondo me siamo sempre in una situazione dove noi non possiamo far nulla e comandano loro. E sopra, quello di là è un po' più sotto e non capisco la stessa compagnia, a dire la verità. E questa cosa non mi piace molto perché un po' più in là ce n'è uno che è sotto di 2 euro di poco. Se tiriamo via le varie commissioni bancarie o delle carte petrolifere ci resta ormai poco, niente, lavoriamo, siamo qua per 1 centesimo al litro e prendiamo da ladri da mattina alla sera. Preferisco che i miei figli si trovino un altro lavoro, perché non sono d'accordo con certe politiche aziendali, preferisco ritirarmi, andrò a vedere i cantieri come fanno i pensionati italiani. Non c'è solo il tema del costo dell'energia, della benzina, dei carburanti, c'è anche il tema dell'obbligatorietà del POS, della possibilità di pagare con il bancomat praticamente tutto quello che è servizio anche in città. Però c'è qualcuno a cui questa cosa non va affatto bene. Sentiamo. E già questo mi viene a costare 30 euro per trimestre, quindi calcolando nell'arco dell'anno un 120 euro che io non so dove scaricare, dove mettere, perché poi alla fine sono costi effettivi che io devo prendere dai quotidiani e dai giornali, che ci danno già poco. Mettiamo anche il POS per il pagamento dei giornali, voi capite che allora è meglio chiudere. Chiudiamo baracche e burattini, come si dice qua da noi. La categoria degli edicolanti spiega perché è contraria ai pagamenti con il POS. Per loro i costi sono alti a fronte di esigui guadagni. Un esempio su tutti: quando si pagano bollette e ricariche telefoniche, per ogni prestazione il guadagno è di qualche centesimo a fronte invece dei costi di noleggio del bancomat. Di fatto, dicono Daniele e Diego, titolari di 2 edicole delle Terme, non siamo contrari al pagamento obbligatorio con il POS, ma dobbiamo essere messi nelle condizioni di poterlo gestire. Noi siamo preoccupati, molto preoccupati per i costi di gestione che comporta la nostra categoria questo tipo di uso di pagamenti. Noi non possiamo permetterci
le commissioni e i costi che ci sono in questo momento a livello bancario per la nostra, ripeto, categoria, ma per la nostra tipologia di vendita, perché noi abbiamo costi e guadagni, cioè costi alti e guadagni bassi. Quindi noi viaggiamo sui giornali che costano mediamente €1, €1,50, €2. Se dobbiamo pagare le commissioni sul pagamento del POS, non ci stiamo dentro con i costi. I giornali e gli altri prodotti venduti nelle edicole hanno costi fissi che non possono variare per compensare il costo delle commissioni e quindi la situazione per questa categoria come per quella dei tabaccai non è semplice. Abbiamo chiesto anche a livello governativo, a livello di categoria, di avere un aiuto dalla parte delle istituzioni ad avere dei costi almeno calmierati, oppure fino a una certa cifra di pagamento non pagare commissioni. Nell'ultimo periodo sono molte le edicole in città e provincia che hanno deciso di chiudere per sempre. Noi nel periodo pandemico siamo stati aperti, sembravamo che fossimo gli indispensabili, adesso quando vai a bussare a qualche porta per avere aiuti non ci ascolta nessuno, probabilmente siamo una categoria che non interessiamo molto, spero che qualcuno ci dia una mano a livello governativo. Tanti temi di attualità come sempre nel Focus TG, adesso però facciamo una breve pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo fra pochissimo, parliamo di siccità. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto ma questo lo sappiamo tutti, basta mettere il naso fuori di casa, c'è un periodo particolarmente caldo, particolarmente siccitoso, temperature altissime fin dall'inizio quasi di giugno, pochissime precipitazioni se non eventi estremi come quello al quale hanno assistito ieri moltissime persone nella fascia centrale del Veneto, tra il Vicentino e il Padovano, poi pare che si sia sfogata verso il mare questa ennesima perturbazione che ha portato più grandine che pioggia, quindi non è cambiato assolutamente nulla e in tutto questo gli specchi d'acqua, i laghi stanno soffrendo, il lago di Fimon ad esempio sta quasi morendo. Siccità spietata, canali in secca, fiumi prosciugati, il lago di Fimon è ai minimi storici, proliferano le alghe, l'acqua ristagna, si sta impaludando. Per questo il sindaco di Arcugnano aveva lanciato l'allarme. Sì, il lago di Fimon sta proprio male. La siccità e le temperature elevate stanno evidenziando i problemi ormai strutturali di questo specchio d'acqua che si sta lentamente impaludando. La responsabilità di questo lago è della regione e della provincia, dalle quali ci aspettiamo delle risposte, dei progetti definitivi per risolvere questo problema che è ormai annoso e conosciuto. Serve un intervento nell'immediato, ma anche e soprattutto in prospettiva. Il protocollo d'intesa tra Regione Veneto e Provincia di Vicenza, firmato a maggio, porta il problema direttamente sul tavolo di Matteo Macilotti. Abbiamo stipulato da poco una convenzione con la Regione affinché si possa iniziare a dare una prospettiva futura a questo lago con interventi concreti. La provincia chiede alla Regione di convocare il tavolo tecnico istituito proprio per trovare una soluzione all'impaludamento. Servono interventi concreti. Per quanto attiene le possibili soluzioni, certamente non mi voglio sostituire al comitato tecnico. Probabilmente però ritengo che dovrà essere necessario il dragaggio appunto dell'intero lago e operazione che costa appunto sbagliati milioni di euro e quindi è importante che si arrivi al più presto a una progettazione, a un piano economico in modo che poi si possa richiedere agli enti competenti appunto la somma che sarà necessaria per effettuare questa operazione che salverà appunto il lago stesso. Ci spostiamo dall'altra parte del Veneto, parliamo comunque sempre di siccità, delle ricadute di questo periodo difficilissimo, addirittura moria di vongole in laguna. Che cosa sta succedendo qui? Sta succedendo che l'aumento di salinità sta cambiando proprio l'ambiente lagunare e per noi allevatori significa che si fa difficoltà a continuare ad allevare la vongola. La vongola veneta è in pericolo. L'allarme lo stanno lanciando gli allevatori della laguna di Chioggia che denunciano una diminuzione dell'80% del prodotto pescato.
conseguenza dei cambiamenti climatici accentuata dalla siccità di questi mesi che ha reso più salata la barena e di conseguenza la sparizione della vongola a fronte del dilagare di molluschi e di altra fauna di mare aperto. Stanno arrivando delle specie nuove e con queste purtroppo qualche predatore. C'è stata un'esplosione di murici, che poi sono questi animali, che sono dei pesanti predatori della vongola, è difficili da gestire e che hanno portato a questa contrazione, diciamo, della produzione. E questo è l'esempio di come si stanno moltiplicando questi molluschi a discapito della vongola e di conseguenza di tutto l'indotto economico relativo. Quanto fatturato si perde qui in questo tratto di Laguna Veneta? Guarda, non è semplice fare una stima dei valori, ma sicuramente parliamo di decine e decine di milioni di euro fra produzioni e attività indotte. Sono oltre 500 le famiglie che vivono di questo settore della pesca veneta sempre più in crisi e che, adattandosi al cambiamento climatico, ora stanno sperimentando in laguna l'allevamento delle ostriche. Tutto questo potrebbe risollevare in parte l'economia? Potrebbe risollevare in parte l'economia, perché la Laguna di Venezia si presta a questo tipo di allevamento. Dovremo superare delle difficoltà più che altro amministrative e burocratiche. Perché la concessione demaniale prevede l'esclusivo allevamento solo di vongole. Problemi ambientali e inghippi burocratici che Pescagri porterà ai prossimi stati generali della pesca a Chioggia. Come CIA Veneto continueremo a fare pressione affinché venga modificata la carta ittica per l'inserimento dell'ostrica tra le specie coltivabili all'interno della Laguna di Venezia. Ma la marinizzazione della laguna è un tema, sottolinea Pescagri, che già da tempo è su tutti i tavoli della politica. L'importante è che ci si alzi da questi tavoli con delle soluzioni. A volte non è così. Andiamo ora a Padova, città d'acque, anche se non sembra, ma insomma la bonifica è molto importante per il territorio, tanto che, vista la situazione della siccità, si è dato il via a un tavolo sull'argomento. Morie di pesci in tutti i canali per mancanza di acqua e ossigeno, emergenza rifiuti, consumo consapevole di uno dei nostri beni più preziosi. Il Comune di Padova affronta tutte queste problematiche e dà vita a un tavolo permanente con i rappresentanti del Genio Civile del Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Problemi per agricoltura e industria, rischio di danni ambientali. Gli argini sono luoghi che naturalmente vivono della presenza dell'acqua, quindi bisogna monitorare da una parte un problema di sicurezza, quello più immediato è la moria di pesci e la formazione di alghe. Quindi da una parte il tentativo di portare in salvo più animali possibili, qui se ne sta occupando la provincia con la polizia provinciale e la polizia ambientale che hanno il compito in questi giorni di trasferire quanti più pesci possibili in acque sicure. Mentre noi del Comune, ieri al coordinamento abbiamo deciso anche di intensificare questo tipo di azione e andiamo a far pulizia sia di carcasse di pesci che purtroppo sono morti, quindi evitare fenomeni anche di putrefascenza, quindi problemi anche di carattere sanitario, igienico. E stesso dicasi il monitoraggio delle alghe. Affiorano tutto ciò che sta sotto i fiumi, carrelli, biciclette e quant'altro, e quindi anche questo. Quindi abbiamo ingaggiato una ditta per intensificare questo tipo di attività. Il tavolo resta un tavolo permanente. Nessun rischio di razionamento idrico a Padova con l'acqua potabile che non viene prelevata dal fiume e depurata, ma arriva direttamente dalle fonti di Villa Verla. Giusto per vedere qual è la situazione, andiamo a dare un'occhiata alla tabella dell'ARPAV, alla grafica dell'ARPAV. Questi sono i dati del Veneto, una manciata di minuti fa, poco dopo le 11. Vediamo che in quasi tutto il Veneto siamo già sopra i 30 gradi nella tarda mattinata. Anzi, nel Veronese già quasi a 32, 31 nella parte centrale del Veneto, quasi 32 anche a Isola Vicentina. Insomma, a parte la montagna che comunque sì, non è che se la cavi benissimo, ecco, 32,2 a Treviso per esempio già questa mattina. Sarà una giornata decisamente torrida anche in Veneto. Parliamo ancora di ambiente, parliamo di consumo di suolo, perché c'è un notevole tira e molla a Bassano del Grappa per l'urbanizzazione di un'area di campagna ritenuta importantissima per la città che ci si è già espressa dicendo di no a questo intervento che potrebbe portare
capannoni, strade, cemento, camion in un'area davvero di campagna quasi incontaminata bassanese. Doveva andare in Consiglio Comunale una mozione delle opposizioni, delle minoranze, per impegnare la Giunta a bloccare tutto questo e invece non è successo. Vediamo perché. Bene o male, diceva un tale, l'importante è che se ne parli. Ecco, a Bassano questo detto non vale, anzi l'importante, se il tema è quello di San Lazzaro, è che non se ne parli. L'accusa durissima arriva dalle opposizioni che si sono viste cestinare un provvedimento sul tema San Lazzaro durante il Consiglio Comunale di giovedì. Hanno messo un silenziatore, hanno messo un bavaglio, c'era una mozione che noi abbiamo presentato, tra l'altro andava in discussione proprio lo stesso giorno in cui l'associazione che sta difendendo quell'area aveva consegnato più di 1000 firme, raccolte peraltro in pochi giorni. La mozione chiedeva di impegnare la Giunta a fare tutto ciò che è in suo potere per garantire il mantenimento di quell'area di campagna. Ebbene, non si è neanche potuto votare questa mozione perché i rappresentanti della maggioranza hanno ritenuto di giocare la carta della pregiudiziale, cioè hanno detto c'è un percorso amministrativo in corso, non possiamo ora votare rispetto a questa cosa, se ne parlerà più avanti. Il motivo della mozione era molto chiaro, ecco cosa era previsto che dicesse il documento. Che dicesse chiaramente a chi in questi giorni, in queste settimane sta sedendo ai tavoli delle trattative che si può trattare su tutto ma non sulla zona di San Lazzaro. Il che, a conti fatti, è quanto chiede la città da quando è venuto alla luce il percorso sul maxi progetto. E invece? E invece no, non se ne è parlato, non si è neanche discusso e tantomeno si è votato. Sulla faccenda si scoprono molti retroscena ora che se ne sta parlando finalmente molto più spesso. Sentite questo dettaglio, ad esempio. È stato riproposto almeno alle ultime 4-5 amministrazioni. Proposto ed evidentemente mai accettato. Ecco un motivo. Che comprometterebbe in maniera significativa l'area. Dirò di più, lì è importante che non parta nessuno dei player in gioco perché il rischio è che se poi si dice di sì a uno, difficilmente si potrà dire di no agli altri. La posta in gioco è piuttosto alta e riguarda il futuro della città. O si ergono dei muri a difesa di porzioni di territorio che sono importanti anche dal punto di vista paesaggistico o altrimenti ai nostri figli e ai nostri nipoti racconteremo di com'era la campagna dalle nostre parti ma non potremo far più vedere nulla se non delle fotografie. Cambiamo ancora argomento, parliamo del Covid, dati che poi vediamo assieme, ci confermano che è in crescita la diffusione del coronavirus di nuovo nella nostra regione, poi insomma li vediamo assieme. Il Covid ha colpito anche il sindaco di Treviso, presidente di ANCI Veneto, Mario Conte. Dopo aver a più riprese colpito all'interno della sua giunta, alla fine il Covid ha raggiunto anche il sindaco di Treviso e presidente dell'ANCI Veneto Mario Conte, che già ieri, avvertendo raffreddore e tosse, aveva scelto prudentemente di non partecipare a una conferenza stampa a Cassugana. Il tampone positivo ha infine confermato i suoi timori. In un post pubblicato in mattinata sui suoi profili social, Conte ha annunciato di avere sintomi blandi, tosse, mal di gola e raffreddore appunto. Il Covid, scrive, ha deciso che dovevo passare qualche giorno a casa, infatti, scherza come sua abitudine, mi sono messo alla ricerca delle scatole di Subbuteo e Forza 4, ma poi torna serio e fa sapere dalla finestra: continuerò a vegliare, a chiamare assessori e consiglieri, ad ascoltare e leggere le richieste dei cittadini, cantieri, progetti, opere, di cose da fare ce ne sono tante. Andiamo avanti, conclude Conte, torno presto. La recrudescenza del Covid, il ritorno dei casi stanno portando a una nuova importantissima richiesta di tamponi che sono cresciuti appunto del 50% anche nelle farmacie nei giorni scorsi, dati che stanno portando alla riapertura, al potenziamento dei punti tamponi da parte in questo caso dell'ULSS 6 Euganea, che sta registrando difficoltà nelle sedi fuori Padova. Nel frattempo stanno crescendo di giorno in giorno anche le vaccinazioni. Nel padiglione 6 della Fiera di Padova, ad esempio, che proprio per questo motivo resterà aperto fino alla fine di luglio, ieri sono state vaccinate più di 1000 persone. E vediamoli questi dati quindi assieme, sono quelli arrivati questa mattina dall'azienda Zero della Regione del Veneto, li mettiamo anche un po' più in grande in modo da poterli vedere assieme. Sono 8.110 le nuove positività riscontrate con i tamponi nella giornata di ieri, che portano il numero dei casi attualmente positivi a 77.813. Vediamo però qual è la situazione della sanità, scendiamo lentamente verso la grafica che ci parla degli ospedali del Veneto. Vedete che comunque numeri ce ne
ne sono un po' dappertutto. Sono 664 le persone ricoverate in area non critica, di cui 512 ancora positive. Sono 31 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 20 positive. Cresce un po' rapidamente il numero delle persone ricoverate in area non critica, sostanzialmente invariato invece il numero delle terapie intensive impegnate. Vedete un bilancio positivo di 16 unità per quanto riguarda gli ospedali e un bilancio positivo di un'unità per quanto concerne la terapia intensiva. Purtroppo stanno tornando anche a crescere i decessi, ci sono 5 morti a causa del Covid nelle scorse ore. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Fabio Verin per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto. Vi invitiamo a seguire TG Bassano e TG Vicenza di questa sera per vedere quello che non è stato detto fin qui e vi auguriamo un buon pomeriggio.